Si intitola Malattie rare. Innovazione nella ricerca, cultura e cura. Il congresso promosso dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Agrigento, presieduto da Santo Pitruzzella, in programma sabato prossimo, alle 9, nella Sala Zeus del Museo Griffo. La prima sessione dei lavori sarà centrata sul tema malattie rare, ruolo delle associazioni e della ricerca. Ed affronterà il tema malattie rare in Sicilia, lo stato dell'arte. Il congresso proseguirà affrontando il tema il ruolo del laboratorio di ricerca e le malattie neurologiche rare. Al termine del dibattito, del lancio e dell'intermezzo musicale a cura degli studenti del Liceo Classico e Musicale Empedocle, si aprirà la seconda sessione dei lavori che tratterà aspetti sociosanitari e territorio, malattie rare, l'esperienza ospedaliera territoriale, i farmaci e la distribuzione sul territorio, aspetti psicologici e best practice. Prevista alle 15:30 una tavola rotonda. Le malattie rare, afferma il presidente Santo Pitruzzella, costituiscono una delle sfide più importanti per la medicina moderna. Si tratta, infatti, di malattie che richiedono competenze specialistiche, attenzione costante alla ricerca e collaborazione multidisciplinare tra professionisti, istituzioni e pazienti. L'importanza di eventi durante i quali si approfondiscono tematiche di grande rilevanza è di favorire lo scambio di conoscenze, l'aggiornamento e la creazione di reti capaci di contribuire a migliorare la qualità della vita di chi vive con una malattia rara.